con Stefano Vella, una figura di primario rilievo nel mondo scientifico internazionale. Basta ricordare, per esempio, gli incarichi che ha avuto all'Istituto Superiore di Sanità, allo IAS, cioè ormai 20 anni fa, Stefano, se non ricordo male, sì. Cioè l'istituto che si occupava e che si occupa dell'AIDS su scala mondiale. Oggi insegni all'Università Cattolica di Roma e siamo alle prese con un'epidemia mondiale che chiama in causa molte delle tue competenze e per la verità anche alcune delle tue intuizioni. Mi facevi notare l'articolo che hai scritto per Repubblica, che sostanzialmente conteneva una sorta di profezia, e per la verità mi viene anche da dire che il Festival della Salute Globale, che assieme a Walter Ricciardi hai inventato e proposto alla Terza e poi impiantato a Padova, costituisce a suo modo anche il festival, per l'appunto, un faro acceso relativamente al tema della salute in un mondo totalmente interconnesso, come il coronavirus ci sta spiegando in modo frontale e francamente anche assai traumatico. Allora Stefano, Grazie. Ho fatto una presentazione monstre. Comunque no, ti ringrazio moltissimo di avermi invitato, ecco, perché questi argomenti lo sai che stanno un po' nel mio cuore. Adesso, a parte la profezia che l'avevo scritta nel 2018, ma non è perché mi sono inventato niente, ma è perché chi lavora in questo campo, tra cui anche Bill Gates un giorno ha fatto un TED Talk su questo, dicendo non ci ucciderà un missile ma bensì un virus. Io l'ho detto perché appunto chi si occupa di queste grandi pandemie un po' se lo doveva aspettare, perché è già successo, ecco, come posso dire, non è una novità che i virus passino dagli animali all'uomo, è successo pure per Ebola, ma è successo pure l'AIDS, l'HIV è passato dalla scimmia all'uomo. Poi c'è stata la MERS, la SARS, vi ricordate c'era anche l'influenza aviaria, quindi questo scambio di virus sta proprio nel concetto non solo della salute globale, ma nel famoso concetto della One Health. Noi appunto pensa che nel festival che avremmo dovuto avere quest'anno, che adesso poi è stato rimandato ovviamente a novembre, avevamo invitato anche un premio Nobel che si chiama Peter Doherty, che è il mio vecchio amico, un australiano, che è stato un premio Nobel per la scoperta dell'immunità cellulare, quindi un grande immunologo, che però adesso si occupa del concetto di One Health, cioè di come la vita, la salute dell'uomo sia così interconnessa con quella degli animali e del territorio e dell'ambiente. Diciamo. È un concetto e lui sarebbe venuto proprio a parlare di questo, pensavamo, visto in avanti. Bene, Stefano, proviamo a immaginare con te e a usare il tuo cannocchiale l'evoluzione dell'epidemia. Quindi che cosa ci possiamo attendere? Siamo sulla coda, questo è quello che ci dicono tanti indicatori, in Italia e in fasi, diciamo così, più arretrate i paesi che sono stati investiti dopo di noi. Siamo sulla coda dell'epidemia e però naturalmente ci stiamo anche interrogando quanto durerà questa coda, come procederà il nostro rientro ad una vita meno reclusa, perché il tema della normalità è tutto altro. Cosa ci dobbiamo attendere? Allora, io direi questo. Innanzitutto non sono proprio sicuro al 100% che stiamo alla coda, perché ci sono segni che, insomma, gira ancora questo virus. Tra l'altro, il tallone d'Achille della nostra prevenzione è che lui si trasmette anche attraverso le persone che ce l'hanno in modo asintomatico, no? Quindi lui astutamente, attraverso queste persone che purtroppo lo possono trasmettere, senza essere ammalate. Quindi io direi che sì, sembrerebbe andare meglio, no? Ci sono appunto posti dove siamo quasi a casi zero, o qualche regione italiana,
Però il mio problema è questo virus resterà con noi. Ormai è uscito non è che rientra dentro il pipistrello, questo virus ormai fa parte dei germi che ci circondano, insieme all'influenza. Lui certo fa danni maggiori, soprattutto perché per l'influenza c'è il vaccino e quindi per questo l'influenza fa meno danni, e però penso che lui starà ancora con noi, quindi come tu dicevi la normalità sarà un po' diversa, perché lui ci sarà, ogni tanto farà il capocella, e io mi aspetto che invece a ottobre lui ritorni, come tutte le virosi respiratorie, semmai se ne va adesso, perché molti dicono che col caldo potrebbe perdere di efficacia, no? La sua trasmissione. Potrebbe essere, le virosi respiratorie lo fanno, ma questo è nuovo, quindi dopo a settembre potremmo dire sì, vedi che se n'è andato un po' con la bella stagione, però io me l'aspetto che torna, e questo anche lo dico proprio perché a livello di sanità pubblica è molto importante che, per esempio, per l'anno prossimo estendiamo la vaccinazione antinfluenzale il più possibile, perché se no avremo un intersecarsi di due epidemie respiratorie, quindi alcuni casi di influenza verranno presi per Covid e viceversa, con diciamo un problema diagnostico insomma, molto importante. Quindi dovremmo almeno quella influenzale la dovremmo abbattere, se riusciamo a... E poi diciamo rispondere all'eventuale ritorno del Covid con le lezioni che abbiamo imparato in questi mesi, purtroppo sulla pelle di tanta gente. Quindi noi abbiamo imparato tante cose, e quindi penso che saremo più preparati, al di là del fatto se abbiamo poi un vaccino o no, perché io la vedo difficile che avremo un vaccino per settembre, ottobre, diciamo, è un po' presto. Senti, a proposito di vaccino, normalmente ci vogliono fino a 10 anni per elaborare, testare e poi introdurre nei processi produttivi e nelle reti commerciali dei vaccini validati. In questo caso, e tenendo conto dell'impatto sociale ed economico che a livello globale il coronavirus sta determinando, tu che tempi ti riesci a immaginare? Mi rifaccio anche alla tua esperienza da presidente dell'Associazione Italiana del Farmaco. Allora, io penso che faremo prima questa volta, un po' perché le tecnologie si sono sviluppate tantissimo, sono andate molto avanti, quindi è oggi più facile, diciamo, pensare a un vaccino che possa funzionare. Tra l'altro il vaccino per l'Ebola è stato fatto velocissimamente e ha funzionato. Ci sono 2 vaccini registrati in pochissimo tempo, quindi adesso... In quanto tempo Ebola? Ebola mi sembra che ci sono voluti 2 anni. Ma è un virus, questo è un virus probabilmente forse quasi più facile da cogliere, quindi da attaccare con un vaccino. Cosa deve fare il vaccino? Deve far produrre al nostro sistema immunitario gli anticorpi neutralizzanti, perché sono quelli che fanno funzionare un vaccino. Cioè i vaccini che funzionano sono quelli che stimolano la produzione di anticorpi neutralizzanti. Noi non sappiamo, e devo dire, questo è uno dei buchi della nostra ricerca, dobbiamo capire se le persone che hanno passato, sono guarite da questa infezione da Covid, sono immuni o no, cioè per quanto restano protette. Devo dire che purtroppo i coronavirus umani, perché noi abbiamo anche in giro dei coronavirus umani che sono quelli del raffreddore, non danno un'immunità persistente. Questo virus non è quello della rosolia. La rosolia, uno se l'è presa, basta, è finita. Però non te la puoi più riprendere, perché il sistema immunitario produce i neutralizzanti appena lo rincontra. In questo caso dobbiamo capire questa cosa qua, ecco, perché se non c'è l'immunità naturale, allora vuol dire che non è facile far produrre questo tipo di anticorpi che stiamo studiando. Ora, io penso che ci voglia di meno, bisogna capire anche come la parte regolatoria si metterà rispetto alla sperimentazione di un vaccino, perché dovranno essere forse saltate alcune fasi, ma non quelle della sicurezza. Cioè,
Voi sapete che i vaccini soprattutto devono essere sicuri, no? Perché vengono dati a persone che non hanno nulla, servono per prevenire, no? Quindi devono essere ipersicuri. Eppure sono farmaci, quindi la sicurezza deve essere totale. Dopodiché l'efficacia, a volte ci sono velocizzazioni dei test, diciamo, di efficacia. In questo caso si sta pensando a come fare prima per averlo, ma non credo che l'avremo per la stagione prossima. Nelle ultime settimane sono emersi da più stabilimenti ospedalieri, da più centri di ricerca e da varie università linee di cura e ipotesi relativamente all'efficacia anche di farmaci già presenti in commercio per il trattamento, quindi non per l'immunizzazione, non per appunto evitare il contagio, ma per il trattamento del paziente che è già stato contagiato. Dal tuo punto di vista ci sono ragioni di speranza? Hai colto qualche indizio che fa pensare che potremmo avere un farmaco che riesce a combattere il virus? Ma io ne sono, diciamo, praticamente certo. Noi abbiamo cominciato adesso a usare dei farmaci, diciamo, riposizionati, ancora non c'è il farmaco specifico, quindi abbiamo usato farmaci che si usavano, la clorochina per esempio, che si usava per la malaria, abbiamo usato addirittura i farmaci dell'HIV per vedere se per caso funzionava. Ci sono grandi studi, io sto dentro uno di questi grandissimi studi europei, questo si chiama Discovery, che è soprattutto francese, ma e poi c'è quest'altro che si chiama Solidarity, che è quello stato promosso dal WHO, per studiare proprio se questi farmaci che erano stati fatti per altre indicazioni possono funzionare contro il virus. Poi ci sono una serie di altre cose che noi abbiamo usato e stiamo usando. Io sono stato adesso all'ospedale di Covid in Sardegna, per esempio ci sono questi farmaci che servono a aiutare il sistema immunitario a non impazzire, perché in alcuni di questi pazienti chi veramente sta male soprattutto perché non solo c'è il virus che attacca praticamente ogni cellula del corpo, perché lui c'ha un recettore che purtroppo è ubiquitario, sta nei polmoni come prima cosa, però sta anche nel rene, sta nel sistema, nell'intestino, nel cuore, quindi questo è un virus che attacca tutti gli organi. E poi in alcune persone il sistema immunitario perde la testa e si scatena una specie di reazione immunologica, la chiamiamo la tempesta citochimica, cioè il sistema immunitario comincia a produrre molecole infiammatorie che certo, soprattutto per chi sta male, e questa è la mortalità, diciamo, alta che abbiamo avuto, le persone che sono soprattutto decedute purtroppo sono anziani, fragili, con altre patologie. Perché? Perché non reggono lo stress, diciamo, di un'infezione così violenta, e quindi nei casi in cui è violenta, perché appunto, come dicevo prima, la maggior parte delle persone la supera, sia con i sintomi ma anche senza sintomi, in modo lieve, diciamo, o paucisintomatico, come si dice, come diciamo noi. Quindi, però appunto c'è questa quota di persone, ancora non abbiamo esattamente capito perché a qualcuno gli piglia così male e altri no, forse la carica infettante, quanto virus hanno recuperato, insomma il sistema immunitario, la risposta, fattori genetici, ci si sta studiando. Poi per quanto tornando a parlare dei farmaci, sai quanti studi clinici, se uno va su un sito che è pubblico, si chiama clinicaltrials.gov. Clinicaltrials.gov è un sito dove vengono registrati tutti i trial che sono in corso. Ce ne sono più di 950 studi in corso. Rendetevi conto di quanta, di che macchina 950 studi 900 sul virus, sul coronavirus, per vari farmaci, diciamo. Io penso che il futuro sarà un farmaco specifico, quindi non riciclato, diciamo, come questi che abbiamo, e forse bisognerà usare questi farmaci in combinazione, come per esempio si fa per l'HIV, quindi un farmaco solo potrebbe non bastare perché bisogna abbattere la replicazione del virus subito, se no lui poi muta
Sapete che questi virus sono abilissimi a mutare, a diventare resistenti. Quindi bisognerà usare. E io vedo che sia l'industria, tutte le più grandi industrie farmaceutiche sono buttate su questo, ma anche l'accademia, tantissimi centri universitari e ospedalieri del mondo stanno lavorando insieme, a volte insieme all'industria, perché qui c'è una cosa nuova che è stata fatta appunto per alcune malattie come la tubercolosi, la malaria, cioè questo discorso del pubblico-privato, no? Cioè, se da soli non gliela fa nessuno, ecco, questa è la mia visione. Bisogna lavorare insieme con regole fatte bene, bisogna mettere insieme le risorse del privato e le risorse del pubblico, sia di teste che di investimenti, e forse la faremo. Quindi il farmaco verrà prima del vaccino, io ne sono sicuro, e arriverà, ecco, quello ci serve soprattutto per evitare le morti, cioè ci serve un farmaco che ammazzi il virus, e poi ci serve il vaccino per non farsi infettare. Senti, a proposito del ritorno di coda, no? Della possibilità che in autunno ci ritroviamo in questa situazione, avrei due domande da porti. La prima, come leggi i dati, gli indizi di alcune aree della Cina, di Hong Kong, della Corea, della stessa Tokyo, in rapporto appunto a questo rischio? Questo è il primo pezzo del discorso, poi quando avrai terminato ho Sì. un altro. Allora, questo rischio è un po' quello che avevo cercato di dire all'inizio, cioè io non lo vedo proprio che se n'è andato, lui continua a girare e ogni tanto ci sono dei focolai che si riaccendono, ma avete visto che anche la Germania, che aveva aperto, ha dato una richiusura, una piccola richiusura, quando ha controllato che gli indici, quelli che noi adesso nella fase di riapertura dobbiamo essere attentissimi a controllare gli indicatori epidemiologici, per cogliere al volo l'eventuale filo di fumo da qualche parte. Quindi io penso che dobbiamo stare attenti. Ecco, io penso che sia inevitabile riaprire, no? Questo io lo capisco, perché non è solo per l'Italia, ma bisogna farla con grande attenzione, perché questo virus ancora sta qua, ci mette un soffio. Va bene, parliamo un momento del tema della ripartenza, così come hai appena detto tu, con grande cautela e relativamente agli indicatori e relativamente a quello che tu definisci il fil di fumo, no? Ora, a parte il fatto che in una bellissima espressione retorica si dice ti stai arrampicando sui fili di fumo, ma lasciando da parte per un attimo la retorica, ti domando, tu ti immagini che l'Italia possa ripartire per aree geografiche a seconda degli indicatori e a seconda dell'andamento differente dell'epidemia in Sardegna piuttosto che in Lombardia? Se non sbaglio, in Sardegna siamo a 0 contagi già da Quasi, un po', più o meno. quasi. Nel Molise più o meno siamo in quelle condizioni, in Basilicata più o meno siamo in quelle condizioni. Tutta un'altra storia c'è per la Lombardia e per il Piemonte orientale e per parte dell'Emilia. Allora, diciamo, le politiche di governo sanitarie, dal tuo punto di vista, devono essere parametrate sul vagone più lento, che vuol dire la Lombardia, oppure è opportuno ed è addirittura necessario cominciare a liberare pezzi del paese che hanno appunto indici completamente differenti, non voglio dire rassicuranti, ma insomma certamente meno problematici. No, io personalmente non penso che si possa fare un tentativo di differenziare, perché poi chiaramente ogni regione conosce il proprio territorio, ha i suoi sistemi di controllo,
E quindi secondo me in alcune parti forse si può fare un tentativo, una specie di pilota, no? Perché potrebbe servire per questo, non per liberare quella popolazione lì, ma perché si può essere un pilota, cioè, vediamo un po', perché sai, tu hai detto una cosa giusta, ci sono meno casi, no? In alcune regioni, ma non è detto che ci siano meno contagi, quindi sono due cose diverse. Il caso è quello che a un certo punto va all'ospedale oppure viene chiamato. Allora, io che cosa per esempio sto cercando di dire è che tutte le epidemie della Terra sono sempre state affrontate sul territorio, cioè questa è la chiave per il futuro, di potenziare la medicina del territorio, perché non è, può essere, noi abbiamo, non solo noi, devo dire, ho visto anche in Spagna, è stata molto ospedalizzata questa epidemia, giustamente perché sono stati travolti dai casi, no? C'è stato un momento in cui non si sentiva che girare che ambulanze, no? Però adesso per prepararci all'eventuale convivenza con questo virus per il futuro dobbiamo potenziare, abbiamo capito adesso che la medicina del territorio, una volta si chiamavano CUSCA, le unità, le USCA, le unità sanitarie di continuità territoriale, insieme ai medici di famiglia, insieme probabilmente anche a qualche esperto ospedaliero universitario che si può affiancare di volta in volta. Noi dobbiamo cogliere la riemergenza di questo virus sul territorio e curarlo lì. Molti pazienti potevano essere lasciati in isolamento domiciliare e curati lì, monitorizzati tutti i giorni, per cui se la febbre saliva, se non andava meglio, andava in ospedale, ma non ammassarli in ospedale, che è il posto più contagioso della terra, no? Per tutti. Allora, la medicina del territorio è stata un po' abbandonata, ma diciamolo così, nel nostro grandissimo, fantastico sistema sanitario. Quindi io penso che questa è una delle lezioni che dovremmo tenere a mente nel caso di tornasse. Ci vuole il territorio pronto e poi certo ci vogliono pure le terapie intensive pronte a lavorare, ma intanto va bloccata sul territorio l'epidemia. Ma questo è vero, è stato fatto anche per l'AIDS, in Africa, tutte le epidemie che ho visto, è sempre il territorio che le può controllare. Ma pure per Ebola è stato fatto così. Senti, questo può essere un pezzo della spiegazione del diverso andamento del virus in due regioni contigue e tra l'altro con aspetti demografici, economici, sociali molto simili come sono per l'appunto la Lombardia e il Veneto, cioè la presenza in una di una, mi viene da dire, sopravvivenza di una buona medicina di territorio e dall'altra invece la polarizzazione scelta proprio come politica di governo, la polarizzazione sui sistemi ospedalieri. Quindi per l'appunto i casi di Bergamo, di Cremona, di Brescia e la celebre purtroppo per loro Codogno come emblema del fatto che hai portato per l'appunto in un incubatore naturale, drammaticamente, come è l'ospedale, il massimo del rischio possibile. Allora, io non mi azzarderei perché non ho una conoscenza, diciamo, profonda, diciamo, di come stanno le cose a livello di sistema sanitario, però quello che io sicuramente dico è questa cosa della medicina territoriale, che se il Veneto effettivamente, che ha una tradizione in questo senso, ce l'ha forte, potrebbe essere uno dei motivi per cui il Veneto sta andando così bene. Devo dire che però la Lombardia, bisogna anche capire che il virus è arrivato là, ha fatto un disastro lì, cioè, e se n'è girato, quella cosa che dicevamo prima, si è fatto un giretto purtroppo a lungo, probabilmente da gennaio stava lì, quindi si è fatto il suo giro, ha impestato un'enorme quantità di persone e poi è uscito fuori a febbraio, ma lui stava lì già da un sacco di tempo e ha fatto un disastro, per cui la crisi, diciamo, lombarda, io la spiegherei anche così, cioè è arrivato subito. La Sardegna è un caso a parte perché probabilmente il virus è arrivato più tardi, io l'ho sempre detto, non c'è niente da ridere, ma secondo me ha perso il traghetto, ha perso il traghetto per la Sardegna e quindi lui è arrivato quando alcune misure erano già in vigore
e in più la Sardegna è una regione di per sé distanziata. Vedi che tutte le province, le regioni che vanno meglio sono delle regioni in cui c'è un distanziamento naturale. L'Umbria, la Basilicata c'è Potenza e Matera, e poi un territorio vasto, distanziato. La Sardegna è uguale, c'è Cagliari e Sassari ha avuto infatti un bel problema, devo dire, molti casi, però la Sardegna è di per sé un po' distanziata. Poi dipende anche dai comportamenti sociali delle persone, no? Il sardo, io l'ho visto, si è comportato benissimo, cioè ha retto, ma perché lui è già un po' così, lui l'ha retta questo sforzo. L'isolamento. L'ha retto molto bene perché è abituato. Adesso non dico che loro vivono isolati, perché hanno una vita sociale importantissima, però sono solidi, non so come dire, l'ho visti solidi. E quindi io spiego chi va bene in questo senso, o perché ha molto territorio, e questo potrebbe, o perché anche diciamo c'è un distanziamento reale. Se tu stai in mezzo al deserto, questo virus chiaramente adesso non sto dicendo che la Sardegna è un deserto, sto dicendo è chiaro che il virus si trasmette tra me e te. Adesso per fortuna abbiamo uno schermo davanti, lì il televisore, cioè, quindi, però lui cerca vittime, lui cerca persone da mangiare, ecco, lui cerca, diciamo, non da mangiare, cerca di poter mangiare infettandoti, per cui è chiaro che se tu stai lontano da me, io non ti posso, lui non ci arriva, casca per terra prima, ecco, questo è il concetto. E per questo ha funzionato il distanziamento. Certo, allentare troppo senza avere il monitoraggio della situazione è un po' rischiosito, perché questo virus appunto non lo conosciamo, mi fa paura. Sai, il virus respiratorio, ti faccio questo esempio, lui ha fatto dei danni molto superiori all'influenza e lo abbiamo capito perché c'è un vaccino per l'influenza, ci sono anche le complicazioni dell'influenza sono un po' controllabili oggi, ma ricordatevi che l'altro anno abbiamo avuto 6 milioni di casi di influenza in Italia, 6 milioni. Questo per dire che cosa? Per dire che i virus respiratori fanno questo. Quindi oggi noi diciamo ci sono in Italia 250.000 infettati, pensate, l'altro anno c'erano 7 milioni di infettati con l'influenza, che è un virus che poi si trasmette uguale, cioè il virus influenzale praticamente fa la stessa cosa. C'ha il vantaggio l'influenza che, diciamo, la trasmissibilità è soprattutto a ridosso della fase acuta, quindi non c'è un lungo periodo, diciamo, di incubazione anche asintomatico, per cui quindi l'influenza ti piglia, tu probabilmente hai infettato qualcuno in metropolitana il giorno prima, ma poi stai male, stai a casa, basta, è finita. Al massimo infetti i figli, i nipoti. Allora, per questo stavo dicendo prima, attenzione, ricordiamoci della vaccinazione anti-influenzale dell'anno prossimo, soprattutto per non mischiare le due cose. Quindi io penso che ci sono vari motivi per cui alcune regioni sono andate meglio, e io personalmente con giudizio, come diceva Adelante, con juicio, come diceva il buon Sancho Panza a Don Chisciotte, o viceversa, cioè andiamo avanti, facciamo pure delle piccole prove, ma direi che ci sono delle regole che devono essere uguali per tutti, alcune regole base, so come dire, adesso facendo pagare le tasse, no, sto scherzando. Dico, questo tutti dovrebbero fare. Quindi ci sono delle regole di prevenzione che dovrebbero essere nazionali, e queste mi sembra che ne sanno. Poi si possono fare dei piccoli tentativi che hanno fatto anche altre nazioni, per esempio la Svezia sicuramente ha fatto delle aperture. Chiaro, hanno una popolazione molto più piccola, però insomma ha fatto delle aperture graduali, per esempio, non lo so, ha aperto le ristorazioni all'aperto, in cui c'è un vero distanziamento dei tavoli. Questo serve per che cosa? Beh, perché la gente, se no poi, se tu la stressi troppo, no, è chiaro che poi non regge. Allora tu devi capire tu, e secondo me le regioni conoscono i propri cittadini, no? Quindi in un certo senso io sono un fautore di un governo abbastanza centrale della salute, questo lo dico, nel senso, però capisco pure la necessità di regionalizzare alcune cose della sanità, perché poi uno conosco la mia gente, conosco il mio territorio, quindi e posso probabilmente adattarmi più velocemente, diciamo, essendo regionale, ad alcune situazioni. Quindi, insomma, io sono molto, molto bilanciato in questo, cioè penso che ci voglia una guida centrale,
alcune decisioni debbano essere centrali, ma poi le regioni, secondo me, invece, che sono viste adesso come un piccio, non so come dire, perché già avete parcellizzato la salute, bisogna vedere come si fa, ecco, diciamo, perché ci sono regioni virtuose, regioni meno virtuose, insomma, voglio dire, tutte le cose dipende da come uno le fa, ecco, scusa come... e quindi... Va bene. Stefano, tu sei anche consulente, a proposito di regione, sei consulente del presidente della regione Sardegna. La regione Sardegna largamente vive di turismo e l'incidenza del turismo isolano relativamente alle località di mare della Sardegna è prossimo allo zero, insomma mi pare che sia intorno all'1%. Allora, domanda, che stagione turistica stai aiutando il governatore della Sardegna a immaginare? Cioè, che cosa sarà possibile fare? Sarà possibile arrivare in aereo? Che ne so, i tavoli dei ristoranti, che distanze dovranno avere? Gli alberghi potranno avere il grado di riempimento, nel gergo degli aerei si chiama load factor, ma insomma è la stessa questione. Cioè, come regolerete questo rientro alle spiagge e alle coste sarde? È una bellissima domanda, perché adesso siamo un po' nell'occhio del ciclone su questa cosa. Oggi è uscito la Nuova Sardegna, l'Unione Sarda, il telegiornale sardo su questa cosa, perché il presidente, anche perché non c'era bisogno che glielo dicessimo noi, si rende conto che in una regione in cui ci sono pochissimi contagi adesso, se arriva la mole di turisti, che tra l'altro sono oltre 100 le destinazioni per la Sardegna del mondo, attenzione, quindi sono oltre 120 città collegate con la Sardegna. Adesso i voli sono bloccati, non ci piove, cioè ancora c'è il decreto, penso che nel DPCM non ci sono i voli internazionali. Però se per caso si dovessero riaprire, io so che la Sardegna ha già un numero importante di prenotazioni non disdette, ve lo dico. Allora, che succede? La Sardegna ha bisogno del suo turismo, non ci piove. Però il rischio è elevato, che in un'isola così vergine, diciamo, improvvisamente arriva io faccio sempre un esempio brutto perché è un po' terrorizzante, ma voi conoscete, c'erano delle isole Faroe, e c'è stato un episodio famosissimo nei libri di infettivologia, di medicina. Le isole Faroe non avevano mai visto il morbillo, poi è arrivato una nave con una persona che aveva il morbillo e sono morti il 30% della popolazione delle Faroe. Stiamo parlando di una cosa che è successa nel fine 1900 e rotti, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa, ma insomma sta nei libri di storia questa cosa. Allora non dico che può succedere la stessa cosa, ma insomma io sono un po' preoccupato che vengano 2 milioni di persone, tra cui ci potrebbe essere il famoso portatore sano, perché se sta male spero che non si metta in moto, no? Però allora cosa si può fare? Innanzitutto certo, ecco, ridurre probabilmente la quantità in qualche modo, quindi dare l'hotel Miramare a 1000 posti, no, ne ha 500. Adesso sto facendo un esempio, come dicevi tu sulle linee, quindi bisogna evitare l'overbooking, diciamo, e poi ecco, una delle idee del presidente è di fare arrivare le persone con un certificato sanitario, con un test effettuato, un tampone effettuato entro 7 giorni dalla partenza. Ora, voi sapete quanto è difficile fare il tampone oggi, non è che uno va da una parte e fa il tampone, però diciamo che questo è una misura della sanità pubblica, non è una curiosità, dice ma oggi mi faccio un tampone, no, lui vuole che le persone che vengono in Sardegna abbiano, diciamo, e questo certo renderà più complesso l'andare, e questa è una delle cose negative, cioè questo diventa un macello, no, però vai, porti la tua famiglia in un'isola sicura, se siamo sicuri anche che il tuo vicino di posto in aereo o il tuo vicino di tavolo in
al ristorante ha fatto la stessa cosa che hai fatto te, capito? E quindi, e poi ci sta l'app che dovrebbe tracciare tutti, dobbiamo sapere dove stanno, dobbiamo mettere appunto in funzione anche non solo la medicina, lì la medicina territoriale dovrebbe essere addirittura la medicina di struttura, cioè ogni struttura, abbiamo previsto, deve avere un responsabile sanitario. Che vuol dire? Non è detto che debba essere un medico, semplicemente è una persona che controlla la situazione, lo stato di salute di quelli che stanno in quel villaggio, perché pensate cosa vuol dire stare in un villaggio, sapete, ci sono molti villaggi turistici, ma ovunque nel mondo, ma insomma in Sardegna molti, e quindi lì bisognerà poi tutte le regole di distanziamento, non penso che si possa fare la fila al buffet, scusa, non so come dire, allora probabilmente bisognerà fare tutto proprio perché riusciamo ad avere meno persone, perché chiudiamo le prenotazioni, cioè una capienza di 1000 no, è una capienza di 500, quindi perché? Perché ti permette di dare il cibo a seduti a tavola e distanziati, quindi nessuna fila al buffet, tutti, ecco. Quindi ci sono poi le piscine, che grado di clorazione devono avere per stare tranquilli, diciamo, nella spiaggia. Bisognerà mettere dei distanziatori diciamo, delle famiglie, come posso dire. Io ho visto che anche in Germania ho visto delle foto carine delle persone che stavano pigliando il sole vicino al fiume ed erano tutti ben distanziati, diciamo. Quindi queste cose si possono fare. Queste sono norme generali, tra l'altro, che non è che sono sarde, diciamo. Uno applica queste norme del distanziamento fisico. Ecco, e quindi con molta preoccupazione, diciamo, ma sentendo l'ineluttabilità di dover riaprire, stiamo cercando di pensare a delle misure che minimizzino il rischio, che colgano il filo di fumo, se per caso esce fuori. Ecco, quindi se qualcuno sta male va preso immediatamente isolato, lui e i suoi contatti. E questo è quello che si dovrà fare durante la stagione estiva in Sardegna, ma penso in altri posti anche, perché cioè, non è che la Liguria è uguale, penso a tutta la riviera, come si chiama, Romagnola, fino su in Veneto, fino a Venezia, insomma, quelle sono destinazioni turistiche affollate, molto affollate, quindi penso che questo discorso di sapere come mi proteggo, bisogna che se lo fanno tutte le regioni, ecco, cioè non è che Solina si è svegliato una mattina. Certo. Va bene, senti, l'ultima domanda te la porrei relativamente al programma del Festival della Salute Globale, che immagino tu e Walter Ricciardi avrete in qualche buona misura rivisto rispetto all'edizione che non si è effettivamente tenuta e che avremmo dovuto invece avere qui un mese fa circa, no? Sì. Che obiettivi vi ponete e a questo punto che significato ha assunto questo logo che per molti risultava anche astruso e che invece il virus ci sta chiamando a guardare nella profondità, e cioè come tutto si tenga nel nostro Sì. pianeta ormai, no? Ormai si tiene tutto, la salute del pianeta è la nostra salute, questo era uno dei nostri del motto, diciamo, del festival, no? Quindi io mi ricordo quando ho creato il Centro per la Salute Globale all'Istituto e quando ne parlavo in giro, molti mi dicevano: ma che è questa salute globale? Che cos'è? Ma di cosa stai parlando? Ecco, oggi forse riesco a spiegarla meglio. Vuol dire che basta un niente per un virus per farsi il giro del mondo. Ed è questo, tra l'altro, questa globalità della salute è vera pure per le malattie croniche. Attenzione, non stiamo parlando soltanto, perché questo festival non si occupa soltanto delle grandi epidemie, ma ricordo che se io ho qui il programma anche dell'anno, diciamo, di quest'anno che è stato spostato, e avevamo proprio dei talks sulla salute, ma non sulla salute globale, sui virus emergenti, sul concetto di come siamo collegati con la salute degli animali. Certo, è un tema gigantesco, perché la salute globale vuol dire anche lavorare contro le diseguaglianze, per esempio, di salute che esistono non solo nella Terra, ma anche all'interno di regioni ricche come la nostra. Diciamo, ci sono regioni in Europa, in Italia, quindi i temi non sono cambiati, perché stiamo chiaramente rinforzando
il tema delle grandi epidemie, di come controllare la medicina del territorio. Ecco, quindi parliamo anche di sistemi sanitari, parliamo di vaccini, di farmaci, perché anche quelli fanno parte della salute globale, no? Perché è chiaro che, per esempio, i farmaci dell'HIV hanno cambiato la storia naturale di una malattia che sembrava mortale. Io ero lì, mi ricordo, quindi pensate quanto sono vecchio. Allora, insomma, ci sono delle cose che sono rimaste, forse amplieremo chiaramente a causa del coronavirus alcune cose che lo riguardano da vicino. Però per quel tempo spero pure che c'era qualche farmaco che non magari registrato, ma insomma che è quasi uscito fuori. Io me lo aspetto da un momento all'altro, e quindi insomma, ecco, noi dobbiamo rivedere il programma, lo stiamo rivedendo. Tra l'altro devo dire che la Terza sta facendo sul sito del Festival della Salute Globale una serie di colloqui. Diciamo, il festival c'ha un sito che è www.festivalsaluteglobale.it e per tenere vivo, diciamo, il concetto di salute globale abbiamo fatto dei colloqui via Skype molto interessanti con vari personaggi di salute globale. Io ho fatto uno con Mark Daibull, che era il vecchio direttore esecutivo del Global Fund, che è venuto tra l'altro l'altro anno al festival, l'anno passato, e abbiamo parlato di globalizzazione, malattie e quant'altro. Ma adesso so che in settimana prossima c'è la viceministra del Re che parlerà con Marco Simonelli, che è un altro dei nostri collaboratori, proprio sul discorso, per esempio, di che cosa può fare la cooperazione internazionale su questo. Ho fatto uno Skype l'altro giorno con la Banca d'Italia. Dice, ma come, che c'entra la Banca d'Italia? Beh, perché la Banca d'Italia si rende conto che se per caso esce fuori un virus, ci sarà bisogno di un fondo straordinario per produrne milioni. No, se esce fuori un vaccino, voglio dire, ci sarà bisogno di un fondo straordinario per supportarne la produzione. Certo. Quindi, perché la salute globale è anche economia, appunto, non è solo è economia, politica, religione, etica. È una branca veramente multidisciplinare, non è solo biomedico. Ecco, la salute globale è un fatto che riguarda la salute, ma non è solo biomedica la cosa. Ecco, non è un festival di medicina, questo l'avevamo capito, tu l'avevi capito per primo e l'avevi spiegato molto bene. E quindi io spero che ci vediamo tutti, spero che ci vediamo di persona. Ecco, Stefano, io spero che ci vedremo molto prima di novembre, in realtà, ma quello sicuro, ecco. e che saremo, e ne sono naturalmente certo, vigilanti e conseguentemente in buona salute. Assolutamente. Ti ringrazio di questa chiacchierata, per me è estremamente utile piacere per definire il punto nave, come si dice in gergo marinaro. Mi pare che le onde ci siano, belle alte, ma insomma sapremo reggere anche questa tempesta. Grazie infinite. Grazie a te, buona giornata a tutti quelli che mi hanno ascoltato o mi ascolteranno. Arrivederci. Grazie Stefano, Arrivederci. presto, grazie. Ciao, grazie. Grazie a te, ciao.